grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la solennità di Cristo Signore, venuto riprendersi dopo alcuni problemi di salute. È un compositore, gli piace la musica e personalizzare le celebrazioni. E in mezzo a noi, come collaboratore, celebrerà le Sante Messe nella chiesa di Santa Chiara, qui vicino. Lo saluto quindi, ecco, Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Mi ha permesso di mettermi qui, volevo mettermi lì, però ha detto che così mi vedete meglio. Mi sento un po' troppo in berlina, non vorrei, cercherò di mettermi in altre occasioni sempre nella navata, perché la navata, come dice un canto che riprende un'antifona antica cristiana, è la via che ci porta in cielo. E su quella via ci siamo tutti, compreso il sacerdote, con la gente. L'immagine della liturgia l'abbiamo sentita, è quella di Dio Padre che dà ogni potere, dà ogni regno al suo Figlio, perché è figlio di Dio ed è figlio dell'uomo. Oggi è la regalità di Gesù che il Padre ci mostra, ci chiede di adorare, perché Gesù è il vincitore di tutte le potenze del male. Avete sentito la profezia di Daniele, il simbolo delle 4 bestie che rappresentano ogni tipo di male. Gesù ha sconfitto tutto il male, ma non l'ha fatto come un re guerriero con la spada smudata,
bensì si presenta come un re mite. ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Che possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa che è pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Giovanni Francesco, il nostro Vescovo Lauro, tutti i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i catechisti e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai riunito alla tua presenza nel giorno Unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Invito i bambini a venire a tutti i figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.
fascino del giungere in vetta, gustando l'impresa. Il mio motto era ed è: dall'alto si vede meglio, intendendo sia il mondo esterno che il vissuto interiore, sia le situazioni esistenziali che i desideri, i propositi, i giudizi, le attese. Parola e silenzio, fatica e sosta, ai vari rifugi o bivacchi, si coniugano in un aspettato ma fecondo connubio, dove anche il battito del cuore si configura al respiro e si rapporta al passo che l'altitudine dirige e condiziona. M'è stata vicino la Sacra Scrittura che definisce nel primo libro dei Re: il tuo Dio è un Dio dei monti. Un Dio dei Monti. a monti. Nell'Esodo presenta il Signore a chiamare Mosè dal monte. Ancora nel libro dei Re accoglie la fatica e il rinnovato vigore di Elia profeta fino al monte di Dio. Sinai. Espone la visione cosmica del profeta Isaia: il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti, dove il concetto di monte ha un valore simbolico ed evocativo. Quante volte ho meditato, musicato e cantato il Salmo 23 che non vi ho mai insegnato, l'ho musicato almeno tre volte, che si chiede: chi salirà il monte di Dio? Chi potrà stare alla sua presenza? Non gliel'ho ancora mai insegnato. Ma forse lo so io. Ricordo infine che sull'immaginetta stampata per la mia ordinazione sacerdotale ho scelto immagini di montagna con la frase tratta dai Salmi 30: nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro, e 73: vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. Tale è anche il titolo della mia prima pubblicazione sonora, La roccia del mio cuore, a cui ero giunto meditando quanto Gesù esprime: non può restare nascosta una città che sta sopra un monte.